Inizia con un sold out nonostante la pioggia ed il brutto tempo che ha ritardato l'inizio della serata Rosolina Beach Festival. Protagonisti del primo appuntamento Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Sono Gaetano Ruocco Guadagno, Filippo Borrille e Marco Zuin, che dal 2005, quando Marco e Pippo hanno partecipato al laboratorio di cabaret Raccolta Differenziata di Padova, hanno cominciato ad esibirsi consapevoli della loro comicità e della loro capacità di scrivere testi comici mai volgari e soprattutto in dialetto veneto. Nel 2011 il duo diventa trio con l'inserimento di Gaetano in occasione dello spettacolo 150. Lo spettacolo presentato a Rosolina è Simply the Best, che come sempre unisce italiano, dialetto veneto, visual comedy, improvvisazione, musica, video, canzoni con la rappresentazione dei vari personaggi. A seguire un po' di momenti della serata. Non si fa, no, per i 50.000 euro i voleva. 50.000 euro per comprare Duilio, ma siamo impazziti, senza neanche una fattura, sento. Senza neanche una fattura. Avevo detto, avevo capito perché facciamo sicari. Sicari, dai, 50. Non sei onto. Ma è tutto suono, vedi che è onto. Non sei onto, sei un suato diverso. Ma se mi quando vai in casa al cantiere che sei tutto suonato dici che sono onto, perché non ha da essere onto anche noi? È un tipo di suato diverso. Tu sei onto, io sei onto. Pippo! Gaetano! Marco e Pippo il trio comico! Tiene que respetar leyenda, su leyenda. Cuida, pero con su palabra que una mierda. Tremendo guaremate, le tapa aguacate. Dale una gana con general para que te mate. This shit right here, this shit right here. This that shit that I wanna hear. This that shit that Grazie Rosolina! Grazie davvero, perché non era facile, credo, non era veramente facile, grazie davvero per essere stati qui con noi. In questa serata ideale per il windsurf vi ringraziamo veramente per essere stati con noi. Ringraziamo davvero la produzione, l'organizzazione, tutti i tecnici, tutti i ragazzi che sono qua dietro, che lavorano, perché grazie a voi per aver pazientato all'inizio, ma davvero hanno fatto un lavoro grandioso per mettere tutto in sicurezza e poter partire con lo spettacolo. Quindi grazie a tutto lo staff organizzativo, un applauso grande A due punti eventi per l'organizzazione, naturalmente. esatto, al nostro staff, al ZED, ai tecnici e tutti quanti, al comune, insomma grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questa serata.